campo il Pro Ragusa e il Priolo, c'è la coreografia palla dentro per Castro Giovanni, poi c'è il tiro altissimo sulla traversa di Ladelfa, allunga Greco, ma poi è Pianese che dà indietro al portiere Cavone, scivola Cavone e il una clamorosa occasione. Vediamo Guastella, cade a terra, non c'è fallo, si gioca con Priolo in avanti, con Cavallo lungo la fascia destra, palla in mezzo, fallisce ancora la rete Ferla, 2 occasioni per Ferla, 23 minuti giocati, palla nell'aria, la mette dentro, poi spazza di testa Giuliano Carnamola, poi il tiraccio di Castro Giovanni, piede, ora servizio su il pallone dentro era per Napolitano si allunga la sfera e fallisce una clamorosa occasione, poi c'è il tiro di poco fuori di Nocri, palla in mezzo, sfiora il gol ancora il Pro Ragusa. Faccio funzione quindi per gli ospiti, batte direttamente sulla barriera Ladelfa, palla che finisce in out, si va ai supplementari, 0-0 dopo 50 minuti della ripresa. Napolitano per Guastella, palla dentro per Cultrera, botta sicura, cosa di Noacri, ribattuta ancora Noacri, Napolitano la stoppa, poi il tiro di Guastella fuori. Ora è Greco per gli ospiti, mette la palla a terra, la rubano, per partire Nucri, dentro per Napolitano va al tiro e occasionissima, c'è solo un corner. Fuori gioco! Occasionissimo ora per il Priolo, si salva ancora il Pro Ragusa, messa con le mani, Scribano di testa, parata sulla linea di porta di Cavone, vicinissimo al gol il Priolo, 10° del primo tempo supplementare, la battuta e il gol della formazione in ospite. È stato un attacco della difesa e il gol del vantaggio della squadra priolese con Ferla. Finite. Napolitano in aria, calcio di rigore, atterrato Napolitano in aria, l'arbitro dice che è tutto regolare e poi retropassaggio di Scribano per Cavone. Scribano, Pianese, nuovo minuto, c'è il gol regalato al Priolo dal Pro Ragusa, il gol di Ladelfa per compito dei corner, palla in mezzo, traversa del Pro Ragusa allo scadere con Barresi, Ambrogio, servizio su Codra, Cultrera va al tiro da fuori, la parata del portiere genovese. È tutto per questa stagione, vince il Priolo meritatamente, ma poteva sicuramente evitarsi qualche atteggiamento poco sportivo nei confronti del pubblico in modo particolare.